Dopo gli orrori dell'occupazione e della guerra, in Kuwait si pensa a ricostruire. L'attenzione è rivolta soprattutto alla prima fonte di ricchezza del piccolo emirato, i pozzi di petrolio incendiati da Saddam Hussein. Su 950 giacimenti esistenti in tutto il paese, ben 600 sono stati accesi come giganteschi fiammiferi che spargono per decine di chilometri i fumi causati dalla combustione del greggio. Quanto ci vorrà per fermare questo disastro? Il lavoro sarà lungo e difficile, dicono gli esperti. Riportare in attività un pozzo incendiato richiede una tecnologia avanzatissima che solo pochissime compagnie al mondo possiedono. Le maggiori, quelle davvero affidabili, sarebbero solo 5, tutte a Houston, nel Texas. Fra queste c'è naturalmente la compagnia di Red Adair. Adair il Rosso, considerato da moltissimo tempo il mago di queste operazioni. L'intramontabile texano, ormai 76enne, ha già rilasciato alcune interviste, spiegando che ci sono due diverse possibilità di intervento per spegnere i pozzi. La prima, e più conosciuta, è la via della dinamite. L'esplosione delle cariche piazzate nei punti strategici provoca una mancanza d'ossigeno così prolungata da riuscire a soffocare la fiamma. L'altra possibilità consiste nell'aprire un nuovo buco nel terreno subito prima dell'uscita del pozzo e riempirlo con liquidi pesanti per impedire al greggio di arrivare in superficie. In entrambi i casi occorrerà prima o poi iniettare nel pozzo una quantità di acqua così grande che si potrà solo attingerla dal mare, ed è proprio questo, insieme al trasporto delle attrezzature da un continente all'altro, il problema più grave. Difficilmente le operazioni potranno iniziare prima di 30 o 40 giorni. Lo spegnimento è peraltro solo la fase preliminare per la riattivazione di un pozzo e tutto sommato la più rapida. Subito dopo bisogna sostituire le strutture deteriorate, chiudere il pozzo per fermare l'erogazione, rimandare nel giacimento il petrolio residuo che ostruisce i condotti. Tutto questo viene realizzato per ogni pozzo da una squadra di 2 sole persone che impiega in media 15 giorni per completare il lavoro. Poiché in tutto il mondo queste squadre specializzate sono solo una trentina, è facile prevedere i tempi lunghi. Ci vorranno ancora molti mesi perché la maggior parte dei pozzi del Kuwait torni a pompare petrolio. Il testo del servizio che avete appena visto è stato curato da Stefano Caviglia.